Mercoledì 15 marzo 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo subito uno sguardo ai titoli presenti sui due quotidiani locali. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano, un approfondimento alla notizia che era stata pubblicata sempre in prima pagina nell'edizione di ieri del Gazzettino di Belluno. Si parla di sanità, in questo caso Feltrina, neurologia a rischio, Feltre non ci sta. Il sindaco Fusaro: non può essere il nostro ospedale a pagare le conseguenze dei problemi di organico a Belluno. La neurologia è un servizio a mio avviso obbligatorio che non può essere tolto dall'ospedale di Feltre. Lavoreremo affinché venga garantito in entrambi i presidi ospedalieri del territorio provinciale. È ferma la posizione del sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, dopo la notizia della possibile chiusura del reparto Santa Maria del Prato per carenza di medici a Belluno. Il primo cittadino da settimane sta seguendo la problematica relativa alla mancanza di medici neurologi che potrebbe pregiudicare il mantenimento di entrambi i reparti presenti in provincia. Quello che evidenzia è il fatto che la mancanza di professionisti è a Belluno e per questo, pur in una visione che deve essere comprensoriale, non può essere Feltre a rimetterci. Non è pensabile che vi sia un depotenziamento dell'ospedale di Feltre e dei suoi servizi, dice chiaramente Fusaro. Staremo a vedere anche la risposta di altre parti politiche, ovviamente, per il supporto della sanità nel Feltrino, ma nell'intera provincia di Belluno. Siccità, 20 giorni per scongiurare interventi drastici se non inizia a piovere, erogazione dell'acqua sospesa dalle 22 alle 6 del mattino. E sempre a proposito del rischio siccità, parla Bottaccina, l'assessore regionale: vinta la battaglia sui canoni idrici, alla provincia 7-8 milioni in più. Quella dell'idroelettrico è una partita epocale, una pioggia di milioni per il bellunese e il primo esempio di autonomia realizzata. Questa è la dichiarazione di Bottaccina. Marmolada, confini ma De Bernardina è deluso, tutti i ricorsi respinti dal TAR, lo status quo così viene confermato. Tutto congelato in Marmolada, respinti dal TAR Lazio i due ricorsi di Regione Veneto e Comune di Canazzei sulla definizione del confine. Resta tutto invariato come venne sancito dal decreto presidenziale dell'82 e poi confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato del 98. La linea corre sullo spartiacque. Ora, se i trentini volessero realizzare un impianto che sale a Punta Rocca, potrebbero farlo senza passare per pareri e autorizzazioni venete. Cortina, Valpe, Elena Ghezze si dimette, però facciano tutti un esame di coscienza. Elena Ghezze lascia l'incarico di consigliere di amministrazione della società Valpe Ambiente, che si occuperà della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Cortina d'Ampezzo. La sua designazione aveva sollevato un certo clamore in quanto è figlia di Stefano Ghezze, assessore comunale esterno. Foto di copertina: la crisi, sfogo di un operaio ACC Wambao che vuole lavorare, noi cassi integrati considerati nullità. E vediamo in questo scatto l'ingresso dello stabilimento ACC Wambao a Villa di Villa, frazione di Mel, l'approfondimento a firma di Fant a pagina 8. Sport, hockey, cortina travolgente in Austria, ora la semifinale è a un passo. Musica, una rassegna di cori aprirà il 60° del Vajont. Il libro Leonardo Del Vecchio inedito nelle testimonianze a teatro, presentata al Comunale di Belluno, la biografia è scritta da Tommaso Ebart. Avrei inserito questi ricordi se li avessi visti prima. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano riguarda il mondo scolastico, minacce legali, il comprensivo 3 a scuola il sabato. La settimana corta, scelta dai 2/3 delle famiglie, non partirà la dirigente amareggiata. Per settembre non ci sono più le condizioni. La settimana corta all'Istituto Comprensivo 3 di Belluno non partirà a settembre, malgrado il 65% delle famiglie si sia espresso a favore. La preside è costretta a fare un passo indietro. La comunicazione ai genitori è arrivata tramite lettera. Nella lettera con cui lo comunica ai genitori, la stessa dirigente scolastica Teresa Scimoncello parla di minacce e di azioni legali da parte dei contrari. Tutto rinviato all'anno scolastico 2024-2025, dunque, salvo colpi di scena, perché accorciare a 5 giorni l'impegno scolastico è comunque un obiettivo, anche per l'efficientamento dei servizi e risparmio su pulizie e riscaldamento. Ambiente bellunese, la società non comprano le quote, rifiuti, c'è rischio gara per Dolomiti Ambiente, l'approfondimento di Forzina, pagina 19. Sentenza del TAR, Marmolada, stazioni venete, il ghiacciaio tutto al Trentino. I giudici amministrativi confermano la linea tracciata dall'IGM, colpo di spugna sull'accordo Galan-Dell'Ai.
Cortina, veleni ingiusti, Elena Ghezze si dimette dal CDA di Valpe, l'iniziativa un operatore per portare i ragazzi autistici in pizzeria, il gruppo Autismo Belluno copre le spese per regalare maggiore socialità a piccoli gruppi di ragazzi. E la foto di copertina riguarda appunto la siccità che sta subendo anche la provincia di Belluno. In questo caso siamo in Cadore, vediamo il lago artificiale del centro Cadore che ieri si presentava così, praticamente una palude. Ordinanza antisprechi d'acqua, l'intervento regionale sollecita comportamenti virtuosi in casa. E ancora dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Chuck si gira sul lago di Mosigo, torna il Natale. Alberi di Natale, luminarie, festoni, pupazzi di neve giganti, tanto bianco. A San Vito è davvero improvvisamente Natale. Attori, registi, cast, produzione e comparse sono infatti impegnati a girare il secondo capitolo della commedia natalizia con Diego Abbatantuono. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, e poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la notizia comunque che riguarda il Veneto, siccità, arriva una ordinanza antisprechi, serve a evitare i razionamenti d'acqua, si stimolano comportamenti virtuosi, meglio la doccia del bagno, gli elettrodomestici vanno utilizzati a pieno carico, un piano Marshall per le infrastrutture di tipo idraulico nella nostra regione. Stiamo entrando nel mondo della scarsità, il commento di Fulvio Ervas. Non c'è dubbio che l'acqua manchi, lo si vede dalla polvere nei campi, dai fiumi rinsecchiti, dalla pessima qualità dell'aria che non dà tregua. Il frumento pare un piccolo denutrito e le erbe spontanee nei prati delle orfanelle stentate ed esigue. Se prendesse piede questo ciclo di siccità invernale ed inizio primavera, il prezzo della Silene vulgaris e dei sciopeti o carletti subirà delle speculazioni fortissime che nulla avranno da invidiare a quelle del metano. L'approfondimento e la firma di Fulvio Ervas vi aspetta a pagina 2. Ma sempre a proposito della siccità in Veneto, ma ovviamente nel bellunese in Italia, desalinizzazione e i grandi vasi non possono essere la soluzione. Goltara, direttore del Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, serve un cambio culturale, si punti sul ripristino degli ecosistemi. La Spagna, invece di costruire nuove infrastrutture lungo i fiumi, le sta rimuovendo tornando alle aree umide. Questa è la dichiarazione di Andrea Coltara che vediamo in questo scatto. E a febbraio solo 3 mm di pioggia e già si teme la risalita del cuneo salino. L'emergenza e i provvedimenti, ovviamente in questo caso le province venete interessate dalle zone di mare. Politica e diritti, invece a pagina 4, figli di serie B. Al Senato la maggioranza boccia la proposta di un certificato UE di filiazione, apre alla maternità surrogata, PD e Movimento 5 Stelle, l'Italia con la Visegrad dei diritti. E diamo uno sguardo a questa mappa che rappresenta i paesi dell'Unione Europea che hanno una legislazione a tutela della omogenitorialità, praticamente la maggior parte dell'Unione Europea. Coloro invece che sono schierati contro l'omogenitorialità, appunto, è il nostro paese, l'Italia, seguita da Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Cipro. L'intervista a Giovanni Maria Flick, una scelta politica non tutelarli, si fa battaglia sulla pelle dei minori. Il costituzionalista: nel 2021 la Corte Costituzionale ha segnalato il vuoto normativo, il Parlamento non prevede, resta l'adozione speciale ma è una soluzione precaria. Ecco alcune dichiarazioni che troverete in questa intervista a Maria Flick. Non è come l'ergastolo ostativo, non c'è giudizio di incostituzionalità, neanche implicato, va distinto il diritto ad essere genitori da quello di essere figli come gli altri. Il primo non esiste, l'altro sì. Economia a pagina 6, sindacati all'attacco, la riforma del fisco premia solo i ricchi. In vista del CDM di domani il governo incontra le parti sociali, lo schema non convince CGIL, CISL e UIL, pronti alla mobilitazione. Ancora dall'economia, case green, l'ok di Strasburgo, il governo pronto a dar battaglia. Il Parlamento europeo si divide sulla misura e il centrodestra vota contro le indicazioni dei popolari. Favorevoli al provvedimento Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto finanziamenti e deroghe. Edifici italiani ed efficienza, diamo uno sguardo, residenziali e monofamiliari sono praticamente 13,5 milioni gli edifici in totale, di questi appunto il 74% residenziali monofamiliari, l'1% edifici pubblici e terziari, il 25% residenziali plurifamiliari. La classe energetica degli edifici, diamo uno sguardo alla situazione attuale in Italia, oltre il 70% degli edifici italiani è in classe energetica inferiore alla D. C'è ancora molto da fare.
Andiamo avanti con le notizie che riguardano il Veneto. Nel veneziano, orrore in casa di riposo a San Donà, violenze anche sessuali agli ospiti. 5 arresti, in carcere anche l'OS che fu accusato nell'RSA di Agordo e assolto in secondo grado. Lo scandalo a Palazzo, politica veneta, il Consiglio regionale punisce Gio Formaggio, ma senza unanimità caccia i franchi tiratori. Il consigliere di Fratelli d'Italia, accusato di molestie da Milena Cecchetto della Lega, è stato censurato e sospeso per 5 giorni, lesa la dignità dell'Aula. Sono più i respinti che i ricorsi accolti al TAR del Veneto, dove cala l'arretrato all'avvio dell'anno giudiziario amministrativo nella nostra regione. Il contributo unificato sembra scoraggiare il contenzioso, resta il problema del personale e s'affaccia l'algoritmo. Ma adesso notizie che riguardano il bellunese. Ecco la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina 15. Minacce legali contro i sabati a casa. Il comprensivo 3 rimanda il progetto. La maggioranza dei genitori chiedeva la settimana corta, la dirigente amareggiata, così a settembre non si riparte. Articolo a firma di Paola Dallanese. Il weekend libero era stato anche pensato per abbattere le spese di gestione. Continuiamo con pagina 17, solidarietà, migranti arrivati in ciabatte, Maia, ora troviamo gli alloggi. Appello della referente del tavolo dell'immigrazione, non lasciamoli soli, raccolta solidale ad Auronzo e a Cortina, oggi la consegna di abiti e scarpe. Il caso, arrivato al passaporto, lo studente andrà in gita e ancora l'incontro, notizia che riguarda anche in questo caso l'associazione Bellunesi nel Mondo, la bimba con la valigia sabato a Palazzo Bembo, l'esule Giuliana Hafner. Egea Hafner a Belluno, la bambina con la valigia, simbolo e testimone dell'esodo giuliano dalmata nel secondo dopoguerra, sarà ospite sabato a Palazzo Bembo alle ore 17 per un evento organizzato da ABM e Fidapa BPV Italy. Pagina 18, 2 nuovi campi sintetici in città, 1 milione di euro per i giovani. Il Cavarzano Rimana finanzia l'intervento a Don Bosco e chiede aiuto al comune per Camp de Noguer. Ancora dal capoluogo, Italia Nostra, potature barbare, l'esperto è la pratica giusta. L'associazione denuncia le capitozzature in corso sugli alberi di mezza città. Il dottore forestale Luison chiarisce: è pollarding, si fa proprio sulle piante danneggiate. L'attacco al comune, disattese le promesse su una migliore gestione del verde. Il professionista: ho consigliato io di usare questa tecnica, non ci sono alternative. Ed ecco, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, alcune delle piante che hanno subito questi interventi drastici. Pagina 19, le società non hanno comprato le quote, rischio gare per Dolomiti Ambiente, la partita rifiuti si è incagliata, Deola, consigliere della provincia, una settimana per decidere se ci sono le condizioni per andare avanti. Sociale, autismo, uscite in compagnia per gli adolescenti del GAB, uscite in pizzeria, in gelateria o a fare una passeggiata per vincere la solitudine, Lombardo ha arruolato un operatore per accompagnare piccoli gruppi. GSP, torna impianti aperti, sorgente Valclusa e depuratore di Oselete, domenica visite guidate. Per la giornata nazionale del fiocchetto lilla invece anno nero per anoressia, bulimia e binge eating, disturbi cresciuti nel territorio bellunese pari al 20%. Nevegal, la gara degli impianti, il comune modificherà i criteri per partecipare, l'assessore Roccon, l'operazione richiederà una settimana, 10 giorni, ci confrontiamo con Vicenza per restare nei limiti della legge. Feltre, porta a porta verso la partenza tra dubbi e incontri da fissare. Valpe sta completando la distribuzione dei bidoncini in 7 comuni feltrini. I sindaci assicurano a breve il calendario delle assemblee con gli utenti. Salute, 1 chilometro al giorno per mantenersi più attivi, percorso a Pra del Moro. E continuiamo con Feltre, campo scuola, l'ex caserma, l'ANAS sprona i giovani feltrini. L'anno scorso le adesioni locali erano ridotte nonostante il tutto esaurito. Mariec e Bottegal, l'obiettivo è spronare i ragazzi a proseguire nel volontariato. Altre notizie dal Feltrino, 2 da Feltre, ricollocate 3 panchine in cittadella e al cimitero. Autovelox contro lo Scout Speed, controlli senza il cartello. Il portale contro le multe contesta l'utilizzo dell'apparecchio elettronico sull'auto della polizia locale tra la rotatoria e il sagittario. E ancora all'anno di Piave, Ciaspaluna, tanta gente all'uscita in notturna. Continuiamo con Arsie, scarseggiano i materiali, lavori dentro il tunnel sospesi. La galleria San Vito doveva restare chiusa di notte, ma si passa regolarmente. Il sindaco Strapazzon, prevedibile un allungamento dell'intervento ad aprile. Pedavena, la sezione dei donatori di sangue celebra la festa del donatore. E ancora Alpini, menzioni e donazioni, il gruppo Cimonega riunito in assemblea.
Dalla Valbelluna, pagina 25, sale, palestre e servizi turistici, aumenti in arrivo ma contenuti. La Giunta ha varato il nuovo tariffario da portare all'approvazione del Consiglio, rimangono invariate le rette delle case di riposo e dei servizi scolastici. Sedico discarica sul Boscon, titolari e dipendente visti dalle fototrappole. Borgo Valbelluna compra casa all'asta ma la trova occupata, l'ex padrone nei guai. Mas di Sedico querela contro ignoti per la testata a Ponzano, ma il violento è in foto. E adesso spostiamoci in Comeli, col sorriso di Diana, il dolore di due comunità capace di essere amica e sincera. Troppo piccola la chiesetta di Santa Fosca, Selva di Cadore, per l'ultimo saluto alla 36enne morta dopo l'incidente in A27. Longarone minacciava i clienti che non la pagavano, prostituta condannata. Ancora da Longarone, il via Sabato Agrimont, sono 236 i marchi aziendali in arrivo da 17 paesi. Continuiamo con pagina 27, il TAR boccia l'accordo sui confini del 2002, impianti al Veneto, ghiacciaio al Trentino, confermata la vecchia linea tracciata dall'Istituto Geografico Militare, rasente i muri delle stazioni di Punta Rocca e Serauta, notizia che ci porta sulla Marmolada, saltata l'intesa di Galana e dell'AI che concedeva 30 metri in più al territorio bellunese. Il sindaco Bernardin si sfoga, tradito il sacrificio dei soldati, il primo cittadino di Rocca si consola per aver tenuto la funivia, il collega di Canazzei, ma preoccupiamoci della salute della montagna. Canale d'Agordo, travolse un ciclista in sorpasso, fu colto da malore prosciolto. E passiamo con pagina 28 a Cortina. Ghezze lascia Valpe dopo le polemiche, l'amministratrice difende la legittimità della nomina, ma ho subito fastidi e poi chiedono ai giovani di impegnarsi. Elena Ghezze, figlia dell'assessore esterno del comune di Cortina Stefano Ghezze, si dimette dal consiglio di amministrazione di Valpe Ambiente. Lo ha reso noto ieri, puntualizzando che non è certo per motivazioni legate ad una presunta illegittimità o inopportunità della mia nomina che non sussistono minimamente, quanto piuttosto i fastidi subiti nelle ultime ore provenienti da più parti che poco hanno a che vedere con la politica e la componente amministrativa della comunità ampezzana. Sempre da Cortina, l'omaggio di Cortina a Osvaldo con la musica compagna di vita, chiesa gremita, il feretro portato a spalla dai dipendenti della sua ditta, commosse parole di Don Ivano, un vero uomo e un vero cristiano. Siamo a pagina 29, il villaggio olimpico in cabina di regia, Zaia, Borca scartata sul tavolo, c'è campo, firmato il decreto che ufficializza la struttura che decide appuntamento a Roma, in ballo anche il pattinaggio. Il presidente tifa perché lo skating resti nel perimetro lombardo-veneto. Bob, fondo i testimonial, 43 milioni di contatti web, lo studio Socialcom monitora 200 fonti. E ancora con pagina 30 San Vito, Russo, la vita non si ferma, state tranquilli. Il neocommissario rassicura, starò tanto in paese, sarò a disposizione del territorio pronto ad accoglierne i suggerimenti. Cortina cade dal ponteggio fatto in tavola di legno, impresari condannati. San Vito è sempre Natale, si gira il secondo capitolo della storia di nonno Lorenzo, l'intera troupe ricevuta dall'ex sindaco all'hotel Marcora di Galbiati, le riprese fino a metà aprile con puntate nei dintorni e anche a Cortina. Dalla rubrica Cultura e Società, in libreria un'eredità di memorie, il tesoro lasciato da vite normali eppure indimenticabili. Per Vittorio Buffa consegna con La casa dell'uva fragola un racconto di famiglia, di guerra, di coraggio e dignità. L'iniziativa Cori da tutta l'Italia per il Vajont, la memoria trasmessa a 500 bimbi. L'iniziativa in occasione del 60° della tragedia di Longarone. Appuntamento per il 3 giugno, hanno aderito 27 realtà da tutte le regioni. Stasera Sedico, in bianchino viaggiatore, le emozioni di De Poi nel libro Sembra vero. Dallo sport bellunese, Hockey Alps League, gara 4 dei quarti, Cortina travolgente sul campo dell'Istenau. Domani all'Olimpico è già un match ball. Non c'è storia in Austria, Ampezzani vanno 3-1 nella serie, a segno traversa Cuglietta, Saha, Lacedelli e Alverà. Sci alpino paralimpico, la pioggia fa saltare lo slalom di Coppa Cortina, oggi si ritenta alle 9:15. Rally bellunese a rischio, la rivolta dei piloti, dovremmo fermarci per dare un segnale. E ancora basket under 19, Feltre, un KO e una vittoria, Valbelluna convincente. L'Entiae sono un punto e scatterà la festa, dalle Sasse ripenso il difficile 2018. I dominatori della seconda attendono il San Michele, il regalo per la promozione potrebbe essere il nuovo sintetico. Ancora calcio, eccellenza, oggi alle 15:30, Lima cava in campo a Mansuet, Boso 7 punti e siamo salvi. Eccellenza femminile, la Dolomiti Rosa ora sogna, vogliamo coppa e playoff.
Curling Costantini, doppio mirino sui mondiali, un'ottima finale scudetto con Arman. La Pezzana ha staccato il pass iridato per il misto in Corea e da sabato sarà in Svezia con l'Italia femminile. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte che sono temporaneamente potrebbero risultare consistenti, precipitazioni assenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.